Quest'oggi vi parleremo di ciprinidi, quindi per chi non sa cosa sono, comunque di pesci, ma non solo questi, e vi parleremo anche di obblighi ittiogenici, anche questi cosa saranno mai. Allora, benvenuti da Mimovita a questa nuova puntata delle pillole di Radio Veneto Agricoltura, con me la dottoressa Fabiana Bilò, che segue proprio questa area, chiamiamola degli obblighi ittiogenici, ma poi vi spiegheremo meglio di che cosa si tratta. Anzi, chiediamolo subito a Fabiana: cosa sono gli obblighi ittiogenici? Gli obblighi ittiogenici sono degli obblighi che certe derivazioni idriche hanno in confronto di una legge, il Regio Decreto del 1604, che prevede la emissione di materiale ittico se non viene costruita una scala del risalita. Quindi se si creano problemi alle popolazioni di spostamento, hanno l'obbligo di immettere materiale ittico. Devo spiegare assolutamente alcune cose. Allora, parliamo di un Regio Decreto, quindi voglio dire questa sensibilità nel reimmettere, ecco, lei lo chiama materiale, comunque il pesce che in qualche maniera soffre di questo richiamo dell'acqua per altri motivi, di solito motivi perché c'è bisogno per attività idroelettrica. Ovviamente, sfortunatamente, ecco, diciamo così, abbiamo un depauperamento di quello che è il nostro campionamento generale ittico, e allora per questo vengono fatti queste reimmissioni. Ecco, vi parliamo oggi di questo perché siamo verso la fine della campagna 2020. Quest'anno con il problema del Covid abbiamo avuto un rallentamento nelle emissioni. Quindi dovevamo iniziare a gennaio con l'emissione di salmonidi, degli avanotti di trota fario e trota marmorata. Questo non è stato possibile, quindi tutto si è spostato verso giugno, quindi con taglie superiori. Abbiamo seminato complessivamente di trote fario circa 1,5 tonnellate di materiale. Noi parliamo di animali piccolissimi di 4-6 cm, 6-9 cm. Quindi è un quantitativo importante, lo abbiamo fatto in tutto il nostro territorio, ad eccezione della provincia di Belluno. Dopodiché ad aprile le prime emissioni di luccio italico, abbiamo seguito l'emissione con l'anguilla europea, anche qua più di 1,5 tonnellate di materiale che è andata a tutte le province. E giugno, luglio, le trote fario. Purtroppo anche un altro problema: dopo la dismissione del centro ittico e valdastico, il materiale, la marmorata non è più facile reperimento sul mercato. È nuovo la direttiva, abbiamo un DGR regionale che ci impone la salvaguardia dei lotti di trota marmorata, Ceppo Brenta, Adige e Piave, e quindi tutti i lotti che noi dobbiamo seminare vanno analizzati geneticamente. Quest'anno l'unico idoneo era quello del Piave, quindi è stato seminato Piave. Brenta e Adige non abbiamo effettuato la semina. In questi giorni procediamo con la semina di ciprinidi. Quali ciprinidi? Carpa e tinca, sempre animali di 1 anno di età, quindi 4-6 cm, e animali di le tinche siamo sui 6-8 cm e 9-10. La mia sensazione è che chi ci ascolta, se è pescatore, ha capito molto bene tutto quanto; se non è pescatore forse fa un po' di fatica, ma per farvela breve, ripeto, proprio per ripopolare, ecco, i nostri fiumi, e soprattutto ripopolarlo con materiale, a brutto termine, ma comunque con pesci che siano sani e che siano anche autoctoni, quindi siano esattamente un po' uguali a quelli che vengono in qualche maniera tolti. Ecco, c'è un grosso lavoro che la dottoressa Bilò fa, perché appunto c'è il rischio di, in qualche maniera, chiamiamolo così, impoverire appunto, ma anche immettere animali e pesci che non sono propri del nostro territorio. Per esempio, non so, il siluro in qualche maniera è stato inserito, e questo crea dei grossi problemi, vero? Sì, il siluro ovviamente va contenuto come altre specie che si trovano, sono alloctone, che si trovano sul nostro territorio. Cerchiamo, come dici te,
di salvaguardare le popolazioni autoctone. Quindi quest'anno abbiamo seminato 1.750.000 esemplari per un quantitativo complessivo di 6 tonnellate e mezza. Abbiamo detto allora che siamo verso la fine della campagna che dura tutto l'anno, quest'anno se non ho capito male finirà a novembre. Ecco, che cosa immetteremo ancora e più o meno dove? Andremo a seminare le ultime carpe in provincia di Rovigo, altri 500.000 esemplari in provincia di Verona. Dopo proseguiamo con le tinche 8-10 in provincia di Padova e dopo le 6-8 Verona, Treviso, Venezia, e con quello concludiamo la nostra attività del 2020. Ringraziamo allora la dottoressa Fabiana Bilò per queste cose molto interessanti che ci ha detto. Peraltro non abbiamo detto all'inizio, ve lo diciamo adesso, che questa, tra virgolette, cosa degli obblighi itiogenici è appunto affidata a Veneto Agricoltura come proprio suo dovere, quindi è un'attività che viene svolta da molti anni e speriamo che, come vedete, siccome è un'attività molto importante per i fiumi veneti, continui ancora per molto. Grazie a Fabiana Bilò. Grazie a Con voi. voi l'appuntamento è a domani. Salve.